Regalino non è che non trovate moltissime. Posso dirvi semplicemente quello che succedeva in quell'epoca. In quell'epoca, diciamo tra la fase universitaria, tra il 500 fino al 600, succedeva che c'era l'inizio, il motore di quello che è stata la struttura sia nazionale che europea, quindi mondiale. Pensate che nel 400 in Italia erano conosciuti soltanto una dozzina di isole. Nel 500-600 c'era già una classificazione di più di 150 riti. All'epoca del Caravaggio lui ha beneficiato del Palermo, che è nato come medicinale e poi si è trovato praticamente a ubriacarsi con questo vino di eccezione per l'epoca. Il vino all'epoca era anche considerato come un medicinale, infatti il Barolo nasce anche in questa maniera. E nel contesto storico dobbiamo ricordarci che in Francia il Dom Pérignon, il nostro bravo prete, inventava la rifermentazione del vino in bottiglia, quindi nascevano le bollicine e il famoso champagne. Un'altra notizia che il rosso il vino sia bianco che rosso. Lo champagne? No, sì, sia bianco che rosso, sì. Cioè era, infatti il Chianti all'epoca era bianco, non era rosso. C'erano poi i vini fortificati, nascono i vini fortificati, il Porto, il Marsala, il Duchère. Quindi queste erano per cui i vini iniziano ad avere una loro importanza, qualitativamente. E poi nascono quello di sommelier. Il sommelier già creava degli abbinamenti particolari, certo, erano tutti per i pati, i grandi conoscitori, studi fatti soprattutto da loro portieri e multifunzioni, perché praticamente anche degli assaggiatori. Sceglievano di persona praticamente le cantine dove vinificavano bene, le stesse che tutti conosciamo come è dovuto a Paolo III di Farnese, dove ha classificato uno dei migliori vini d'Italia per l'epoca. In Campania c'era il Greco di Ischia, si scriveva pochissimo, il nostro Greco di Cadore era classificato come Greco di Ischia, anche perché l'origine greca. Adesso detto Bonasera e Biancolella dello stesso se ci sono delle curiosità costa molto il lavoro di tutti, non vedeva questa dunque i vini selezionati erano solo per una fascia di però loro vinificavano anche per l'oste che doveva vendere quel particolare tipo di vino e poi per la pelle perché doveva coprire, se aveva diritto di ubriacarsi, quindi vini più scadenti, scarsi, andava vino perché avevano deciso anche loro di bere questo vino, questo la conservazione di fenomeno nel 1600 andava già in Francia già andava un perfezionamento vero e proprio. Le riserve erano di questi recipienti non più di Creta come un po' il lavoro che fatto dai romani perché poi c'è il momento buio del Medioevo che non ha permesso poi però lì ci sono stati dei grandissimi passi da giganti e quindi il vetro veniva utilizzato moltissimo per la conservazione. Quindi la conservazione anche creata dagli inglesi per i loro trasporti, quindi il problema di conservare questo vino non solo andare male e quindi l'aggiunta dell'acqua all'interno dei vini creando appunto i vini fortificati. Sapete che il Marsala, il nostro Marsala, anche se è una
una creazione inglese, tuttora ancora di proprietà, perché le grandi cantine Florio, che tutti penso ricordate, sono di proprietà inglese. È un vino che viene un vino speciale proprio perché permetteva di essere partita, così come il posto per